Prendete un pizzico di vecchia gloria, un etto di onore e abbondante voglia di salvarsi. Emulsionate bene il tutto e otterrete una sfida da dentro fuori. Otterrete Vado San Colombano in Serie D Girone A. Benvenuti. 12° e subito ora di regali. Il Vado si proietta in avanti con una bella azione tutta di prima. La palla non arriva a Maier per un soffio, ma Ghignizzardi ci mette del suo. Perde un possesso facile per i padroni di casa, si spalancano le porte del gol. Il solito Maier sigla l'1-0. Giago al 30° si invola sulla fascia, fa partire il tiro alto. Lo sapete meglio di noi, se c'è Sancinito a battere la punizione lo spettacolo è assicurato. Parte il tiro, Ghizzinardi respinge, il San Colombano si salva. 40° non vi mostriamo un'azione pericolosa quanto un gesto tecnico pregevolissimo di Diago. Eccovi la sua ruletta. Prima Cutola alla distanza per gli ospiti al quinto del secondo tempo. Ci prova Albertini, Lucia non si fa ingannare dal rimbalzo e para. Al 21° Ghizzinardi si riscatta. Cross per la testa di Maier che stacca a colpo sicuro, grandiosa parata. Si resta sull'1-0. Per il replay chiediamo l'aiuto di Simone Maggi. Il Vado vince, convince, mata il San Colombano. Ora i play-out sono sempre più lontani.